iniziano a inventare una tipo di struttura che esiste solo in Sardegna e che nasce di usare civiltà nuragica. Che sono nuraghe sono nati in Sardegna, non sono arrivati da ora, un tempo arrivavano, non lo hanno imparato da altre popolazioni, da Grecia. Allora, buonasera a tutti. A questa domanda rispondiamo diretto in nono. La Sardegna non è mai stata fuori da questa storia. Oggi per noi sommare è una cosa difficile, a volte ci impedisce di andare a vedere ritmo a che non bisogna sormezzo. Però questa antichità, questa antichità più innedda, un modo invece un modo che aiutava a comunicare. E la Sardegna proprio il suo centro del Mediterraneo e tenia un ruolo sul Mediterraneo. Già dai suoi tempi più antichi. Allegamo per esempio del Neolitico, l'età della pietra, no? Già da 6.000 anni prima di Gesù Cristo, la Sardegna tenia una risorsa e di circa in tutto il Mediterraneo. Siamo allegando del Sossidiana, Monte Arcis e Minoe, e solo siamo andati a controllare questa ossidiana in giro per la zona del Mediterraneo, per la Liguria, la zona maggiore della Francia. Noi siamo abituati a una parte di questa ossidiana arrivava da Sardegna e questo era narrare. E si muoveva da questo tipo di preda, serviva da la travagliare, andava bene alla trasformare in oggetto si serviva per la vita quotidiana. La trasportavano, però ovviamente in questa preda si muovevano a vincere queste persone e evidentemente tenevano una serie di relazioni e comunicavano a queste popolazioni che stavano sul Mediterraneo. E questa cosa continua a da tempo. Hanno vinto questa ribasetta del rame, non è che la Sardegna e di fuori di altri movimenti culturali circolavano in Europa e in tutto il Mediterraneo. A che vince in Sardegna arriva da una su tipo sicuramente non hai inteso vincere nominare, no? Del suo megalitismo, il megalitismo dolmenico. I teidi, un modo di costruire ponevano due prede a ricciasa e sopra ponevano un'altra preda, o si un dolmen, e poi da in cui hanno sviluppato tutta un'altra serie di monumenti. E questo lo attiamo in Europa, ma lo attiamo in Sardegna. Però in Sardegna succede una cosa che è meda più importante, cioè questo modo di costruire in questo tipo di preda e soprattutto di costruire a blocco ormai da mano, iniziano a trasformare, a rendere diversa dai resto del Mediterraneo e dal resto dell'Europa e iniziano a inventare un tipo di struttura che esiste solo in Sardegna e che nasce di usare civiltà nuragica. Che sono nuraghe sono nati in Sardegna, non sono arrivati da ora, un tempo arrivavano, non lo hanno imparato da altre popolazioni, da Grecia. Oggi noi siamo un preso e questo tipo di struttura e caratteristica per noi serve a sontà. La vediamo in campagna, la vediamo cada dia praticamente sul nostro territorio. Questo tipo di, ma quando vengono da ora a Barana veramente meraviglioso, di sono imponente, di sono conservato, questo tipo di struttura l'hanno inventata in Sardegna, in Sardegna. Idi tipica della Sardegna e questo si però costruivano questo nuraese, noi si abbarravano in s'isola e ne comunicare sul resto di questa popolazione. Ma soprattutto a un certo punto della storia di questa civiltà nuragica, questi piani si rapportano a queste altre comunità in questa penisola o in sul resto diciamo di questa zona si affacciano sul Mediterraneo. Mentre l'uliscimo ha meda oggetti e arrivano in Sardegna uno de oras, arrivano da oras e meda oggetti sardos los attamos e fuori di Sardegna. Posso dare medesimo esempio, ma mi vrimo solo a sa bronzistica.
cioè meda non discini tra appunto la fine dell'età del bronzo e l'età del ferro. In Sardegna tenimmo un artigianato del metallo, diciamo, un modo di travagliare su bronzo e este altissimo livello e cammo veramente siamo tra uno tra sardo sono tra popolazioni e zonuragico, diciamo uno tra popolazioni si liscino in meglio travagliare questo materiale. Però vado una cosa, questo bronzo in Sardegna abbiamo medesimo rammene. Tra l'altro noi si trattava una peci su rammene sardo e si lo vattiana vingia da atterar zona, evidentemente li sconvenia prusa si lo vattire da ora piuttosto che andare all'estrarre solo in Sardegna. Comunque su rammene bidi, però mancava si stagno. Su bronzo si ha da esunione de su rammene e de si stagno. Quindi si stagno invece lo arrivava da Innedda, quindi se lo procuravano si nada al circuito dello stagno, arrivava dalla Cornovaglia, da questa zona di Spagna, però dalla zona di Innedda evidentemente arrivava però sempre tramite il scambio, cioè per ti procurare questa risorsa importante e preziosa, evidentemente zonuragico teniano una risorsa economica e potevano scambiare pro che era arrivare questo prezioso metallo. E sviluppano questa tecnica di travagliare su bronzo. Vingias probabilità, ad esempio da Cipro, da Terorzona, dove comunque avevano iniziato a lo travagliare, ma diventa da una tecnica specialistica e talmente di alto livello iniziano a produrre vingias oggetti e diventano estremamente ricercati in tutto il Mediterraneo. Brutelunamo sto pesce, per esempio, vingias a sos etruscos, zona civiltà etrusca, unos imottotus, nota forse vingiar pur dessa civiltà nuragica, in questa civiltà etrusca bisogna questa tumbas usa si sinana aristocrazie, cioè detto unos gruppos sociali, in prusu ricos, prusu prusortese all'interno di queste comunità e pro a ervire ai nipotente si ponene i sastumbas a oggetto nuragico. Quindi bada navicellas, per esempio, pesciai a tomba del duce, è una delle più famose, su navicella io e tutti los animales e sopra di si scafo, è un prodotto di altissimo artigianato. Oppure per esempio a Satumba una tomba di Cavallupo Vulcio aveva attau un bronzetto e altri oggettini sempre in bronzo e sicuramente arrivano da esambito nuragico. E prodotto poi oggetto uno invece tipico di questa zona lo attiamo in Sardegna, lo attiamo fibula, e non lo attiamo solo in Sardegna, magari noi spesciamo a uno a sprusu e antenio più scontato si esterno, cioè magari su Campidano, star zona a noi non spara in più scollegata. Per esempio a Villa Grande, a Sarquisforo, si è un sito dove è stato proprio un laboratorio dove si travagliava da su metallo, a Sarquisforo va via da un medesimo metallo, de cada casta, ma va via a vincere il medesimo soggetto e arrivano da esarea de Setruria, e arrivano da Calabria, e arrivano da tutta la zona d'Italia. Sempre oggetto di bronzo di altissimo pregio, evidentemente un gruppo umano meda ricco, meda orte economicamente stava in questo sito, si poteva permettere quindi ad arrivare dall'esterno attraverso, non dobbiamo immaginare, il meccanismo di scambio, il meccanismo del dono, no? Tra comunità si regalavano oggetti preziosi per sancire pattos, per stabilire relazioni politicas e economicas. Quindi in questa età del ferro la civiltà nuragica era una civiltà ricchissima, può contare su aristocrazia, si rapportano in altre aristocrazie e noi non chini morto solamente medar volta schircana a credere. Per esempio
sicuramente totus hai inteso e medasa totus hai inteso a legare magari per esempio dessa teoria di un'onda manna che di adepedare distrutto Ustonuraese alla fine dell'età del bronzo intorno al 1200 a.C. e quindi quasi i poi la civiltà nuragica sia mortagai. Noi invece adesso si scavor vediamo non solo Zonnurà e non sono stato isperdioso in questo periodo, ma al contrario la gente stava in questo Nurà e ha continuato a ambiare, a sviluppare, a continuare diciamo, a stare in volta in questo loro, volta si trasferì a stare in altre comuni, in altri sitos, però ha sviluppato altro modo di abitare, altro modo di stare e ha continuato a essere una comunità, una civiltà ricca e capace e adatta, diciamo, a fare, a produrre appunto oggetti di un certo livello. Quindi non chiedi, noi si sta una comunità, noi di una civiltà morta, ma di una popolazione vitale e ambiava da agaisolo da sosar morta non cambiano. E quindi evidentemente sì, a un certo punto Zonuraese non venini prusu costruios, ma la gente sì che stabilita in questo villaggio era nare siete una civiltà, diciamo, è una popolazione e è ambiando sul modo di vita abituandosi vingiasa a sui succedenti sul resto del suo Mediterraneo. Quindi una storia usata da Sardegna è una storia di specialità che comunque ha prodotto monumentos ha prodotto una cultura assolutamente originale rispetto a usasibili intorno, però una cultura inuidisola ma piava di spunto vincere da cui succedeva intorno, si rapportava in cui queste popolazioni i bini il sud-est del Mediterraneo in un modo paritetico e in ambios in satteru, cioè noi solo in una direzione, però appunto una civiltà sicuramente ricca e da Sau mi già susigno storia e non va bisogno di non agganciare a altri miti, insomma potete essere Atlantide o altri racconti sono di altre civiltà non sono dessa nostra però ne celebrare l'importanza di questa cultura basta semplicemente di ontare su questa civiltà nuragica e su è più che sufficiente però appunto tenere l'orgoglio di una storia importante e sta assegnato sul Mediterraneo. Grazie.